Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Sentite, ma mi sentite? Aspetta, Senti? Mi sentite? Sapete cosa sono? Sapete cosa sono? Non sono fuochi d'artificio, sono i fegati. Sono i fegati degli antinapoletani, sì, perché fra poco vi scoppieranno tutti. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Voglio tasto like e il commento perché voglio sapere soprattutto la vostra, perché sì, siamo finalmente addirittura d'arrivo. Conte è veramente vicinissimo al Napoli, lo dice tutta la stampa, lo dice addirittura Fabrizio Romano, che sta già preparando Here We Go, quindi ci siamo. Anzi, andiamo proprio a leggere Fabrizio Romano che dice: il Napoli e Antonio Conte procedono spediti verso la chiusura dell'accordo. A livello contrattuale è stato superato il punto legato ai diritti d'immagine. Le parti adesso si concentreranno e finalizzeranno tutta la restante parte burocratica. In queste ore si è definito anche tutti i dettagli relativi allo staff, con Lelio Oriali pronto a incontrare il club. Il traguardo è davvero molto vicino. Conte Napoli ci siamo, sono in corso di definizione gli ultimi dettagli, e poi sarà il momento della firma e della presentazione in grande stile ragazzi, perché il Napoli addirittura pensa di presentare Antonio Conte al San Carlo. Ragazzi, qui De Laurentiis vuole creare qualcosa di allucinante, vuole veramente creare qualcosa di allucinante, e sperando qui forse secondo me lo sta facendo più per il suo tornaconto, no? Perché qui si parla di un'operazione da 60 milioni all'incirca. 60 milioni sono tantissimi ragazzi, sono veramente tanti. E mi fa ridere perché ieri è uscito un meme dicendo ora non mi chiameranno più il pappone visto che ho fatto questa operazione di mercato. E ragazzi, qui c'è tanta carne al fuoco, veramente tante carne al fuoco. Addirittura il Corriere dello Sport dice: possibile presentazione martedì al San Carlo di Conte. Intanto De Laurentiis incontra Pozzo a Formentera per Lucca e Buollas. Ragazzi, io veramente sento giri sui social, no? Voi lo vedete, io per questo vi ho messo i fuochi d'artificio all'inizio video, perché girando sui vari social, Facebook, Instagram, X, Twitter X, chiamatelo come vi pare, ci sono pagine juventine, ci sono veramente tantissime pagine juventine che parlano di questo arrivo di Antonio Conte. Addirittura una ve l'ho messa anche ieri sera sulla community, e molti stanno dicendo: vedete, prima dice che schifa di Juventini e poi si compra lo Juventino per tornare a vincere. Allora, cari Juventini, perché io poi mi sono visto anche molti video, no? Nati per vincere, il gobbo toscano. Allora, facciamo un piccolo gioco. Negli ultimi anni, va bene? Negli ultimi anni, quando vincevate gli scudetti, quell'arco narrativo dei 9 scudetti di fila, quando il Napoli fu veramente vicino con Sarri a vincere lo scudetto, che poi si arrivò a 91 punti, cosa fece la Juventus? Si prese Gonzalo Higuain dal Napoli, perché lo sapeva che doveva togliere il giocatore più forte dalla circolazione alla squadra, che naturalmente si stava giocando lo scudetto con loro, per levargli un bonus. Va bene, per levargli quel bonus di Wayne. Vabbè, e tutti quanti dissero: vabbè, se lo sono comprati, hanno pagato 91 milioni, ben venga. Poi il Napoli da lì rifece la squadra. E praticamente la Juventus continuò a vincere questi scudetti grazie anche all'aiuto di Gonzalo Higuain. Quindi vabbè. Poi, perché poi, vedi, i Juventini sono bellissimi, sono veramente bellissimi. Quando hanno il loro tornaconto parlano, però quando poi gli dici la situazione com'è reale, stanno zitti, perché è allucinante. Allora, mamma mia, mi viene da ridere. Maurizio Sarri, ecco, voi siete venuti
parte andò al Chelsea Sarri e poi Sarri andò alla Juventus. Bene, cosa avete fatto voi? Pur di portare il gioco che c'aveva il Napoli, perché secondo voi con Sarri, un anno di Sarri, ricordiamolo, un anno di contratto a Sarri era stato fatto, anzi 2 anni, 2 o 3 anni, ma non mi ricordo, poi ci fu la rottura con la Juventus, perché non era in pieno stile Juventus, però Montero, tutti si ricordano la deposizione di Montero a Calciopoli, quello è stile Juve, e va benissimo così, diciamo che va benissimo anche quello. Vi siete venuti a prendere Sarri, vabbè, cosa avete fatto? Coppa Italia, scudetto, se non sbaglio, forse nemmeno la Coppa Italia, non mi ricordo, Sarri portò solo lo scudetto, non mi ricordo. Vabbè, tralasciando questo, vi siete venuti a prendere il miglior allenatore in quel momento, che era del Napoli. Era andata al Chelsea, via discorrendo, poi giri assurdi, Sarri comunque andò alla Juventus. E va benissimo, e noi zitti, perché se no rosicavamo, zitti. Cosa è successo? Quest'anno siete venuti a Napoli e non solo avete chiuso l'accordo con Giuntoli in stagione in corso di qua e di là, e va benissimo. Avete preso Giuntoli, forse uno dei migliori DS in Italia, insieme a Marotta, questo lo dobbiamo dire ragazzi tranquillamente, perché Marotta fa un lavoro egregio all'Inter, sta facendo cose assurde veramente, manca parametri zero, poi insomma voglio, se vuole quel giocatore, se lo va a prendere in qualche modo, se lo va a prendere, aspetta 1 anno, 2 anni, ma poi se lo prende l'Inter, non vi preoccupate. E noi zitti, l'abbiamo visto come un tradimento da parte di Giuntoli, ma ci eravamo già passati con Sarri e con Higuain. Mo che Conte dovrebbe venire a Napoli, dovrebbe, questione di giorni ragazzi, perché lunedì si parla, di martedì si parla già di presentazione ufficiale da parte, e io ve l'ho detto, aspettiamo il 31, perché secondo me il 31 ci saranno stravolgimenti, ci potrebbe essere qualche cosa di nuovo, e in effetti così è stato. Oggi è il 31, già si parla ufficialmente di Conte che sembrerebbe già aver firmato con il Napoli, ma con calma, poi ci arriveremo. Noi aspettiamo solo una cosa, il tweet di Aurelio De Laurentiis dopo aver cambiato il logo del Napoli. E attenzione, forse questo nuovo logo del Napoli potrebbe apparire anche sulle magliette del Napoli, quindi occhio, perché è un rebrand secondo me. De Laurentiis vuole fare le cose in grande stile, la famosa New Era che doveva partire quest'anno, perché l'anno scorso secondo me partirà quest'anno. Comunque no, siccome il Napoli sta trattando Antonio Conte, allora i napoletani, perché se vogliono vincere devono prendere i juventini, Higuain, Sarri, Giuntoli, forse qualcosa non torna, cari juventini, perché voi veramente facete ridere. Bracco, che c'è? Vieni a salutare, vieni qua, vieni. Bracco, vieni. Si scemo. Comunque stavamo dicendo, cari juventini, io lo so che il fegato fa male, potrebbe scoppiare, perché se viene Conte al Napoli, dice Conte al Napoli, secondo me, ma vi pare normale una cosa? Buongiorno, ditemi se no. Comunque, a me, sinceramente, che voi rosichiate così tanto, un po' ci godo, e ribadisco, ma vi dà così fastidio che Conte potrebbe venire a Napoli? Però quando andate all'Inter non avete fatto tutto questo casino, come mai? Veramente vi state mettendo paura del Napoli? Non toccare il telefono, grazie. Vieni qua. Che c'è? Non toccare il telefono, c'è un attimo. Vieni, fa salute, vieni qua. Ecco qua, guarda, c'è un gatto, guarda. Comunque, stavamo dicendo, grazie. Perché vi dà così noia? Perché avete paura che il Napoli possa fare meglio della Juventus di Thiago Motta, e a questo punto io ho questa impressione. Comunque, io ve lo ridico. Senti come scoppiano? State scoppiando, aiuto, state scoppiando.